Sì. Mamma mia, Zerbin, ma che hai fatto? Ma che hai combinato? Ma che ti hai fumato? Ma ciao a tutti amici, da Napoli all'87, Napoli-Fiorentina 3-0, Napoli-Fiorentina 3-0, Napoli-Fiorentina 3-0, prima finalista della Supercoppa Italia, è il Napoli. Allora, la Fiorentina fa la partita e il Napoli oggi invece non fa un grande gioco, ma è concreto, quello che interessa a noi, portare la vittoria a casa. Il Napoli, sotto il punto di vista del gioco, non è stato bellissimo da vedere, ma è stato efficace. E poi ha avuto anche il Napoli in certe occasioni è stato bello da vedere, che oggi è stato cazzimmoso, ma su tutti Juan Jesus e Zerbin, Juan Jesus e Zerbin, perché se noi abbiamo vinto questa partita è grazie a loro, ma soprattutto Juan Jesus, ragazzi, lo sprint di Juan Jesus, ma che hanno fatto chi sti qua? Ma che stanno pigliato? Io non lo so, in questa partita sono stati decisivi i due giocatori, diciamo, più criticati per la maglia del Napoli, per giocare in questo Napoli. Juan Jesus, che fino ad oggi non era un giocatore per il Napoli, lo stesso Zerbin, che era un passo dal Frosinone, ancora lo è. Forse in questo momento c'è un ripensamento per la prestazione fatta, perché Zerbin ha fatto una doppietta clamorosa e si è fatto male anche il ragazzo, ma poi è entrato, oltre il primo gol, il secondo gol, il 2-0, l'ha chiusa con un gol della Madonna, con uno sprint della Madonna, che non l'hanno tenuto e l'ha incrociato. Che gol ha fatto Zerbin? Andiamo al primo tempo però, dove è stato decisivo l'apertura, lo sprint di Juan Jesus e l'apertura per Simeone per l'1-0 decisivo. È il pallone di Juan Jesus. Che palla gli ha messa a Simeone. È grandissimo anche il gol del Ciolito, ma il pallone di Juan Jesus è tanta roba, voglio. E poi è stato decisivo anche il calcio di rigore sbagliato dalla Fiorentina, perché se la Fiorentina segnava sul calcio di rigore poteva cambiare la partita. Per fortuna nostra ha fatto tutti i conè. Prima si guadagna il calcio di rigore e poi lo va a sbagliare. Ma ero lui ingenuo lì, perché c'era il raddoppio, poteva evitare il contatto. Comunque alla fine l'ha sbagliato. Il Napoli è stato cattivo, concreto, anche in fase difensiva mi è piaciuto tantissimo Mazzarri, per il modulo il quale è partito con la difesa a 3, poi ha cambiato il secondo tempo con la difesa a 4, bene, ragazzi, mi è piaciuto questo Napoli, mi è piaciuto appunto l'atteggiamento dei giocatori in campo e niente, si gode tanto. A Safamaron, una soddisfazione ce l'avete data. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, voglio nei commenti lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli all'87. Ma care, oggi ne ha presi 3, non parli più, vatti a fare una schiacciata. Bada come la fuma, 3 gol, mia fuma, e fuma tanto. Buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napoli.